dai graffiti delle grotte preistoriche ai canti dei poeti greci e latini, fino alla letteratura moderna e contemporanea. La Luna ha sempre accompagnato con il suo fascino, il suo mistero, le sue leggi, la vita dell'uomo, riuscendo ad influenzarla anche negli aspetti del vivere quotidiano, finché non arrivò Galileo nel 600 con l'Osservatorio Astronomico di Padova in quella che viene definita una vera e propria rivoluzione scientifica. Questa Luna che storia ha? Ha una storia lunghissima, millenaria, è legatissima all'umanità, ovviamente, e fin da sempre accompagna le nostre notti, però a un certo punto cambia e grazie a Galileo Galilei con l'impresa del telescopio, il primo cannocchiale costruito da lui dopo che era stato inventato dagli olandesi, ecco che lui fa la scoperta che la Luna è come la Terra. A quel punto noi terrestri vogliamo raggiungere la Luna, ci impiegheremo quasi 350 anni. Ma da dove ha origine la Luna? La Luna è un pezzo della Terra. Sappiamo che la Luna probabilmente si è staccata dalla Terra durante un enorme scontro cosmico fra la Terra e un pianeta più piccolo, e durante lo scontro una parte del mantello terrestre, della parte superficiale della Terra, quella più leggera, si è distaccato e è andata a formare nei milioni di anni successivi un oggetto, e questo oggetto è la Luna. Ma da 50 anni la Luna è anche fisicamente più vicina, da quando 3 astronauti americani in una missione spaziale entrata nella storia posero piede sul suolo lunare. Era il 20 luglio 1969 e il mondo si fermò per seguire l'impresa. Lei cosa stava facendo 50 anni fa quando i 3 astronauti americani sbarcarono sulla Luna? Anch'io ero davanti a un piccolo televisore in bianco e nero, davanti a un signore che si chiamava Stagno, che per noi avere la televisione in casa era una cosa che bisogna andare al bar, e era una cosa forse più grande di quella che stavamo vivendo, quello che stava succedendo, e lo testimonia il fatto di come ancora lo si sente e l'importanza di quello che è successo. Lo stiamo capendo adesso forse. Siamo onorati di festeggiarlo assieme con i giornali di Vicenza, con l'altopiano, in un posto forse il più giusto da festeggiare. Asiago ricorda quell'anniversario con un grande evento organizzato dal Giornale di Vicenza con Banca Alto Vicentino BCC e molte realtà imprenditoriali e produttive del territorio, con intrattenimenti, ospiti, belle sorprese e un'atmosfera, per così dire, lunare. Presidente, una serata magnifica, unica nel suo genere, ad Asiago. Sì, un posto bellissimo. Asiago rappresenta la bellezza dell'altopiano e da Presidente della provincia sono anche onorato di essere presente a un evento così importante, in un posto così bello che ricorda i 50 anni della storia dell'allunaggio, appunto, che oggi ricordiamo tutti piacevolmente, ed è un'occasione anche di confronto col territorio, perché ripeto, Asiago è terra vicentina, terra da scoprire, sulla quale noi puntiamo molto anche dal punto di vista turistico. È un avvenimento unico. Nel pomeriggio, tra l'altro, l'organizzazione ha previsto delle visite guidate all'osservatorio ECAR, quindi siamo proprio in tono. È un evento unico sì, perché celebriamo non la scoperta, il tocco della Luna questa sera, e lo tocchiamo con mano perché lo vediamo qua con tutti questi bellissimi ospiti. Avvenimento unico proprio a partire dalla visita di quell'osservatorio, vanto dell'altopiano e punto di riferimento per le scienze astronomiche, inaugurato nel 1942 nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Si trattava allora del più grande telescopio d'Europa. L'osservatorio di Asiago è utilizzato per la ricerca come anche gli altri telescopi in vari ambiti. Partiamo da quello ad esempio storico, che è quello sulla ricerca delle nova e delle supernova. Poi abbiamo un altro ramo storico, quello degli asteroidi e delle comete, e ultimamente anche ricerche appunto nell'ambito degli esopianeti, cioè pianeti su altre stelle. I telescopi qui di Asiago ormai sono considerati telescopi di piccole dimensioni, visto che abbiamo telescopi del diametro di 10 più metri in giro per il mondo, però vengono attivamente utilizzati per la divulgazione
la didattica e anche la ricerca. Mentre tanti telescopi americani sono stati per esempio abbandonati, chiusi, no? Questo qui è sempre stato in funzione. Ma ci sono andati veramente sulla Luna? Sì, tante volte. Ci sono stati 6 voli sulla Luna, più il 7º, l'Apollo 13, che gli si è guastato la nave a metà strada. Quindi voglio dire, e i russi stavano lì a guardare, non è che gliela potevano far passare liscia. Non si può andare nello spazio senza che nessuno se ne accorga.